Era stata una enorme soddisfazione per noi che ci siamo trovati in giunta a pensare qualcosa relativamente a questo concorso che avevamo visto interrompersi nel 2014 e tutti noi avremmo voluto che questo non fosse successo. Ci siamo guardati, è bastato un attimo per decidere che qualcosa bisognava fare. Abbiamo deciso di riprenderlo, però abbiamo deciso anche immediatamente che non doveva essere lo stesso concorso che si conosceva, che poteva essere migliorato, e se doveva nascere era meglio che nascesse con condizioni, volontà e obiettivi migliorati. Ci siamo riusciti perché fin da subito avevamo pensato di ampliarlo, visto i pochi iscritti che c'erano stati negli ultimi anni, e rinnovandolo anche nelle sue modalità, nei suoi contenuti. E naturalmente abbiamo pensato di internazionalizzarlo. La cosa è piaciuta subito immediatamente e ci siamo messi al lavoro. I lavori sono progrediti rapidamente. Nel mondo della musica abbiamo trovato subito un grande riscontro che il mio assessore Uliana ha colto nella sua interezza e ha saputo gestire fino al punto da generare un meccanismo alquanto innovativo e che ha generato un grosso interesse in tutta Europa. Abbiamo visto triplicarsi il numero degli interessati, le migliori scuole di musica d'Europa hanno immediatamente attenzionato il nostro concorso e abbiamo avuto la soddisfazione di vedere i numeri crescere fino a 42 iscritti, molti dei quali già noti nell'ambiente della musica e già molto apprezzati, per cui elevatissimo sarebbe stato il livello che avremmo raggiunto con questo nuovo concorso di violino. Abbiamo avuto naturalmente anche in questo campo la presenza del Covid e l'ultimo DPCPM praticamente estende la sua limitazione di questo tipo di eventi fino al 24 di novembre, facendo praticamente saltare la possibilità di tenerlo. Già adesso tutti i partecipanti, la giuria e i concorrenti avrebbero dovuto dotarsi di biglietti aerei e di logistica personale per potersi raggiungere, e noi non ce la siamo sentita di convocarli per poi veder denegare la possibilità di esibirsi e di tenere questo concerto. Purtroppo era programmato ai primi giorni di dicembre, sempre causa Covid virus, ma il Covid virus ci sta inseguendo, quindi è estremamente imprudente insistere di volerlo tenere, non riuscirebbe bene come ci avevamo pensato di poterlo tenere, di poterlo avere qua in città, e quindi abbiamo deciso, torto collo, di farlo slittare in avanti in una data da definirsi nel periodo caldo del 2021, in modo da essere sufficientemente garantiti di poterlo tenere. Sì, come diceva il sindaco, soltanto pochi giorni fa la grande soddisfazione di vedere un numero così alto di iscritti che ci ha ripagati di tutto il lavoro, di tutto l'impegno, di quanto noi abbiamo creduto nel poter far ripartire su basi diverse questo evento che è sempre stato importante per la città di Vittorio Veneto. E adesso, dopo pochi giorni, il cambio di rotta inevitabile, il senso di responsabilità, ma anche soprattutto la voglia che questo concorso di violino sia effettivamente una gioia, un momento per rinascere con qualche cosa che noi riteniamo molto importante, quindi non può essere sacrificato in un momento così, e non possiamo soprattutto mettere in grosse difficoltà tutti quei concorrenti che avrebbero dovuto provenire dall'Europa, perché davvero sono tanti quelli che hanno risposto,
tanti quelli che si sono iscritti, però io devo dire anche molti quelli che hanno preso informazioni e che si sono trattenuti dall'iscriversi proprio data la situazione d'emergenza internazionale, altrimenti altro che 42, saremmo arrivati a 60. Ma questo ci fa guardare con grande ottimismo al futuro. È andata così, pazienza, ma il concorso non viene annullato, viene semplicemente rinviato in un momento migliore. Noi cercheremo di stare vicini e di sentire periodicamente i violinisti che si sono iscritti. Siamo già partiti, guardate, immediatamente con la giuria, con il coordinamento artistico per vedere di individuare una prossima data e siamo anche molto vicini a questo. Si tratta ovviamente di far combaciare gli impegni di tutti, perché capite bene che quando si parla di una giuria internazionale e di una provenienza da parte dei violinisti da tutta quanta Europa, bisogna trovare il momento più adatto per far sì che questo possa avvenire. C'era stato un gran lavoro infatti per riuscire a stabilire la data della prima settimana di dicembre, ma vi assicuro che noi non ci perdiamo assolutamente d'animo, continueremo a lavorare, crediamo moltissimo in questo prodotto, io lo chiamo così. È un prodotto che ci ha dato grande soddisfazione, ha dimostrato che non soltanto noi ci abbiamo creduto, ma tanti hanno aderito e quindi credono che questo concorso possa avere delle notevoli potenzialità per come era stato strutturato. Quindi con energia riprendiamo le forze dopo il momento inevitabile di delusione e vi sapremo dire quando il concorso di violino verrà fatto nel 2021.